Nasce il nuovo format su DJ Channel TV, Il bello delle donne, con le future finaliste di Miss Aurora by Tu Modella per un giorno. Conosceremo le bellissime ragazze del concorso nazionale Miss Aurora di MT Eventi Venezia by Manola Tabacco, che si racconteranno attraverso le loro esperienze, i loro interessi e le loro passioni. Buonasera e bentrovati con un nuovo appuntamento del bello delle donne. Buonasera caro Luca e bentrovato. Buonasera Mariangela, buonasera a tutti. Sono felicissima di riaverti qui vicino a me. Dopo un mese siamo ritrovati. Circa, sì. La Manola non ha tutte queste donne da mandarsi. Allora. No, ne abbiamo. Le raggruppa, ce le manda tutte su un colpo. Ne abbiamo perché nel frattempo dobbiamo ricordare anche tutta una serie di eventi che la nostra Manola appunto ha preparato, e di conseguenza questa sera ne parleremo proprio con le nostre ragazze. Quindi 7 meravigliose ragazze che ci terranno compagnia fino alle 20:30 e ci racconteranno quindi i loro sogni, i loro desideri, le loro emozioni. Quindi caro Luca, non manca assolutamente niente in questa serata del bello delle donne. No, assolutamente no. Allora, intanto io direi che salutiamo il nostro Stefano alla regia. Ciao Stefano. Che gentilmente lui è il nostro mago. Non si vede ma c'è. Lui c'è sempre. Ricordo anche che in sovraimpressione c'è il nostro numero di telefono, quindi potete scriverci in diretta, noi possiamo anche porre le domande direttamente o anche telefonarci, perché no? Per chi ci sta seguendo invece dalla parte diciamo streaming solo audio, vi ricordo che il nostro numero di telefono è il 333 878 6429. Come lo dice lei? Non lo dice nessuno. Benissimo, allora intanto presentiamo le nostre quattro prime ragazze che questa sera ci terranno compagnia per la prima mezz'ora. Abbiamo quindi Matilde, Sara, Beatrice e Giulia. Buonasera. Buonasera. Wow, guardate. Hai sentito che coro? Sì, guardate la meraviglia. Poi io adoro sempre guardare gli occhi delle nostre ragazze che sono brillanti. Sono bellissime. Ma come tu sai che di consuetudine io non inizio mai la puntata, non inizio mai a far domande se prima non dedico loro qualche verso particolare di qualche autore, perché qualche autore che mi ha ispirato particolarmente in queste giornate. Va bene, ti concediamo questo piccolo spazio. Me lo concedi? Sì, che bello. Sì. Ascoltate bene ragazzi, e poi vi interrogo. Interroghiamo. No vabbè, ma non siamo. Dai, faccio la brava stasera. Non voglio investirmi di questo ruolo di insegnante. Quanto dura questa prefazione? Poco. Anzi, ho scelto solo un pezzetto perché sarebbe lunga, ma era perché secondo me c'entra molto con il tema. Prego. E è una poesia di Giacomo Leopardi tratta alla sua donna, che di solito non si sente mai, è molto raro da ascoltare, che dice: viva mirarti omai nella speme m'avanza, s'allor non fosse allor che ignudo e solo per novo calle a peregrina stanza verrà lo spirito mio già sul novello aprir di giornata incerta e bruna. Te viaggiatrice in questo arido suolo io mi pensai, ma non è cosa in terra che ti somigli, e se anco pari alcuna ti fosse al volto, agli atti, alla favella, saria così conforme assai men bella. Diciamo che è molto rara questa poesia da sentire, però la volevo dedicare alle nostre ragazze proprio perché parla di questo amore che in realtà è quasi un amore più aulico, più immaginato piuttosto che reale. Quindi ritorniamo a conosciamo un Leopardi un po' diverso. Mi sembra quasi di fare ripetizione. Dai. Ecco, questo è il mio augurio. Già finite le scuole. No, questo insomma è il mio modo per augurar loro insomma questa apertura di serata, e quindi partiamo veramente con la nostra puntata, quindi cambiamo l'immagine delle nostre ragazze, e ovviamente noi intanto salutiamo la nostra Manola. Ciao, che Manola. ci sta seguendo in diretta. Ecco, parliamo prima di tutto di questa serata che vi ha poi dato queste fasce, quindi raccontateci un po' le vostre emozioni. Partiamo magari da Matilde. Allora, durante la selezione appunto io comunque ho già partecipato ad altre selezioni e appunto a divertirmi nonostante il risultato comunque, quindi che è la cosa più importante. Esatto.
Ma vogliamo anche farsi presentare, cioè non so. Sì. Le presentiamo? Sì, allora Matilde che? Ho 16 anni e vengo da Marghera. Perfetto. Quindi giochiamo in casa, perché anch'io ovviamente sono della zona. Adesso tutti lo sanno. Tutti lo sanno. Verranno a bussarmi alla porta. Poi abbiamo Sara. Prego. Buonasera. Mi chiamo Sara, ho 21 anni e vengo da Massanzago. Insomma, dietro l'angolo, diciamo. Sì. Più o meno. Poi abbiamo Beatrice. Buonasera, sono Beatrice, ho 25 anni e vengo da Asiago. Bella strada, sì. Un po' di strada c'è da fare. E Giulia? Io sono Giulia, ho 20 anni e vengo da Dolo. Beh, anche qui insomma c'è un pochino di strada, siamo a mezza via. Ecco, come dicevamo appunto all'inizio con Matilde, dateci un po' questa impressione di questa serata che vi ha visto poi dare queste fasce e magari appunto una alla volta poi ci raccontate. Allora, partivamo appunto da Matilde, che ti avevo frenata proprio sul più bello, perché vedo anche la fascia di Miss Estetica Aliem. Com'è stata questa serata emozionante? Come ti eri agitata, anche se giustamente tu già conosci, no, questo aspetto? Allora, essendo che non è la prima comunque selezione che faccio, ero molto tranquilla. Quindi più sicura, sì, ecco. Più sicura di me stessa, sì, sicuramente. Molto bene. Con Sara invece? Allora, per me era la prima selezione con Miss Aurora e mi sono divertita tantissimo. Non avevo aspettative, perché in genere io in questi momenti non mi faccio tante aspettative, però devo dire che aspettative più che alte. Più che alte, bene. La fascia invece? Miss Venezia Moto. Miss Venezia Moto, molto bene. Con Beatrice invece? Io invece era la prima selezione con Miss Aurora di quest'anno, era da un anno che mi ero fermata, e rimettere piede dopo un anno su una passerella mi dà sempre quell'emozione, quella forte, grinta, quella carica. Grinta, esatto. E ho vinto la fascia di Centro Ottico di Salzano. Vedi? Vedi. Ha servito. Però non ti fermare più adesso, vai avanti. No, certo. Vuoi continuare ancora questa esperienza, sì? Sì. Arriverai dove? Vediamo dove ci porta. Dove porta il cuore? Dove ci porta la manola. E con Giulia invece? Io come Beatrice ho già fatto Miss Aurora, però è stata la prima selezione anche per me quest'anno, mi ero fermata anch'io da un bel po'. E è sempre bello fare Miss Aurora, comunque io conoscevo, infatti sono tornata perché sapevo che era bello e divertente, sì, comunque l'atmosfera, esatto. No, che si vive. C'è qualcosa in particolare di quella serata che vi ha colpito, che può essere non so, una sfilata particolare oppure il balletto iniziale? C'è qualcosa che vi è rimasto magari più impresso proprio di quel momento? Magari partiamo, adesso vado un po' così a random, andiamo da Beatrice. Parto. In realtà è tutta la serata, è stata bellissima. Cioè, la cosa che mi ha colpito di più è la villa dove c'eravamo, che era diciamo la villa? Io non mi ricordo. Ma non sono forte con la memoria io, quindi no, è vero che anche giuro che non era la mia villa. Neanche la mia, però è vero, l'emozione gioca sempre in questo, ma poi lo diremo dopo, tranquilla, non ti preoccupare. E poi comunque anche l'emozione di valcare di nuovo la passerella e anche aver conosciuto anche le mie ragazze qui. Le tue ragazze, amiche, allora. Le tue amiche. Sembra quasi una veterana. Vedi. No, perché è sempre bello comunque conoscere nuove persone, nuova gente, certo. fare nuove amicizie, conoscenze, che poi dopo ti rimangono. Beh, certo, assolutamente. Con Sara? Allora, la cosa che mi ha stupita di più è il legame che si è formato tra noi ragazze, che di solito in genere in questi concorsi c'è molta competizione tra ragazze, invece in questo concorso ho visto proprio l'unione. Mi ha proprio colpita. Ed è una cosa che abbiamo sentito in diverse puntate, quindi questa è una cosa molto bella. Nascono nuove amicizie. Beh, certo. Ovvio. E magari vanno avanti anche per tutta la vita, perché anche questo dobbiamo ricordare.
Con Giulia? Sì, anche no, ma io vado in ordine qui. Ok, cronologica. Sì. Anche io in realtà come Sara sono stata colpita dalle ragazze molto gentili, molto aperte a fare nuove amicizie, perché sì, è comunque una competizione, però è sempre bello comunque conoscere nuova gente, affrontare questa esperienza con la mente aperta. La rivalità non c'è mai, vero? Qualche volta. Una rivalità sana, diciamo così. Ok. Sì, diciamo quel minimo che serve un po' per affrontare, no, il momento. Poi ovvio che al di fuori, no, c'è questa amicizia, ma come tutte le cose, no, c'è sempre un primo, secondo, terzo posto, ma poi tutto quello che sta intorno è ben diverso. Matilde? Allora, anch'io sono stata colpita come Beatrice dalla villa molto bella. E... Che villa era? Nessuna si ricorda la villa. Non lo ricordo. Abbiamo fatto il tranello, dopo glielo dicevo. E anche sì, del legame che si è creato subito con le ragazze, che comunque io non conoscevo nessuno. Di solito io comunque conoscevo un po' di persone, ma stavolta non conoscevo nessuno. Però ci siamo trovate subito, quindi magari anche il carattere, no? Esatto. Che conta molto, carattere aperto che ci permette di fare queste amicizie, perché a volte possiamo essere magari un po' più introspettive e si fa un po' più di difficoltà. Se invece c'è questa apertura, ben venga, insomma, ben venga. Io di mio sono molto estroversa, quindi bene, molto bene, direi molto bene. Allora, sempre parlando, quindi poi diremo della villa, ma lo diremo dopo. No, io volevo chiedere una cosa. Quante eravate in tutto? 20. 20? Beh, insomma, un bel numero, direi. Un bel numero, sì. Un bel numero. Beh, io che sono stata in una delle, non in quell'occasione, ma in altre anche giudice, fa un certo effetto poi vedere l'emozione, no, nei loro occhi quando vengono verso di noi, che giustamente aspettano anche il giudizio della giuria. È un'emozione anche per noi. Purtroppo l'ho fatto anch'io una volta, perché tutti voi, io più di nessuno una. era disponibile. Io più di una. Anche Stefano. Anche Stefano. Sì. Guarda te. Ma che bravo. Lui con gli occhi da tecnico. Con gli occhi da tecnico, bravo. Sai che io sono invece un esteta, io guardo sempre, no. Allora, passiamo quindi un pochino, no, a quelle che sono così le domande un po' di questa serata che ci accompagneranno sia per voi che per le altre ragazze. Adesso passiamo a una cosa un po' poetica, un po' come l'inizio della nostra puntata. Se la vostra anima fosse un giardino, quali fiori noi potremmo trovare? Ecco, cioè cosa vi piace in realtà? Quali sono i fiori che più vi rappresentano? Andiamo intanto con Sara. Allora, i fiori... Ti piacciono i fiori almeno? Molto, okay. Io amo i fiori. E i fiori che si possono trovare nel mio giardino... Basta che non siano crisantemi. Ma lo sai invece che è nella nostra cultura, perché in realtà in altri stati si utilizzano, li vediamo anche nelle tavole. Insomma. Quali? A me piacciono molto i girasoli. Oh, che meraviglia il girasole. No, sicuramente non ce li avrai in giardino. No. Però sul campo dietro casa sì. Bene, okay. Mi viene molto in mente Van Gogh. Perché ti piacciono i girasoli? Perché loro girano dove gira il sole e è un po' una mia caratteristica. Io sono una persona molto solare, quindi sì, mi rappresentano molto i girasoli. Te lo insegui il sole? Esatto, dove c'è il sole ci sono io. Quindi hai bisogno di luce. Di luce per risplendere. Giulia. Allora, a me piacciono molto le rose. Perché? Ma non so, io associo la rosa, diciamo, che al fiore che rappresenta di più magari l'amore, queste cose qua. Anche a volte le rose hanno preferito le rose rosse specificamente. Sì, no, ma a volte le rose hanno anche le spine. Vabbè, ci sono anche fanno anche male, dai. A volte. Però anche uno dei fiori a livello iconografico è un fiore mariano anche, quindi la rosa ha varie sfaccettature, poi a seconda del colore potremo andare anche a livello psicologico. Prego. No, prego. Oltre alla rosa magari anche i tulipani mi piacciono molto. Bello.
E basta questi. Sì. Che meraviglia, i tulipani poi io li ho sempre adorati, poi sono sempre stati anche uno dei fiori molto rari, molto particolari, perché addirittura nel 400-500 erano, cioè, solo i benestanti, i ricchi potevano permettersi, addirittura avevano dei vasi particolari per poterli... Io sono povero, a me piacciono le margherite. Oggi come oggi invece i tulipani li vediamo, insomma, non abbiamo problemi per acquistarli o comunque trovarli nelle nostre case, ma una volta era difficile, soprattutto per i trasporti. Cioè, parliamo del 1400-1500, sono periodi completamente diversi. Andiamo con Matilde. Anche a me piacciono molto i tulipani, mi danno un senso di eleganza. Molto, questo è vero. Mi piacciono. Molto. Prego. Beatrice? La mia è la stella alpina. Sì, ma è uno dei fiori che in realtà cresce un po' anche tra le rocce, quindi in alta montagna, è un fiore resistente, ha un suo carattere, perché la stella alpina ha un suo carattere anche nel solo tocco. Certo. È molto particolare. Vedi quante sono cose. anche delicate. Sì, molto delicate. Sì. Ce le ho sul giardino. Sono molto ce le hai sul giardino? Sì, ce le ho perché abbiamo un bed and breakfast che si chiama appunto Stella Alpina, perché abbiamo ecco perché Stella Alpina. Esatto, è proprio il fiore di famiglia. Ok, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, se volete le stelle alpine andate da la nostra Beatrice. Certo. Alla Stella Alpina. Facciamo anche la pubblicità. Volentieri. Va bene. Pensa che ho una collana con una stella, ovviamente di legno, però una stella alpina, perché è sempre qualcosa che ci caratterizza proprio a livello caratteriale, quindi fragile ma nello stesso tempo con carattere. Vedete che si sono delineati in questi con queste poche righe, con questi pochi racconti, una parte di quello che è anche il vostro carattere. Ho detto tutte, sì, perché ogni tanto ditemi se salto qualcuna, perché anch'io ho la mia memoria un po' come Luca. Ognuno ha la sua. Ognuno ha la sua. Cosa vuoi, anche la mia? Sì, esatto. Non lo so io. Parliamo quindi, abbiamo visto quindi i vostri gusti, ma vediamo quali sono i sogni che custodite con più cura dentro di voi. E questa volta partiamo da Matilde. Allora, io ho praticato ginnastica ritmica per 8 anni, ok? E il mio sogno nel cassetto era diventare una ginnasta importante. Sì. Però ormai questo dobbiamo lasciarlo da parte perché non è stato più possibile. E quindi vorrei continuare il percorso da modella. Ok, però comunque andando in alto. Sì, certo, però sono sempre dei bei sogni su cui bisogna sempre lavorarci e molto. Nel frattempo voglio salutare, perché è arrivato un messaggio, salutiamo. Certo, la nostra Carol. Ciao Carol, grazie per il messaggio. E allora, quindi Matilde, andiamo da Giulia. In realtà anch'io il mio sogno è quello di fare la modella. Sì, strano. È sempre stato. Tutte quelle che sono venute qua, l'unico sogno è fare una modella. Non è vero, non è vero. Sto scherzando. Poi, Beatrice? Il mio sogno invece, sono sempre stata appassionata del mondo della recitazione e del teatro, quindi far parte del mondo dello spettacolo mi piacerebbe veramente molto. E poi continuare l'attività di famiglia. E come spettacoli più, diciamo, legati più alla commedia, alla drammaticità, alla satira, cosa ti piace più come filone? Più commedia e drammatici. Ok. Sì. Ma sei già attiva nell'impresa di famiglia, sì? Sì. Partecipi. Sto già prendendo mano. Bene. Infatti mia mamma mi è un po'... Molto bene. Bene. Sara? Il mio sogno più grande è quello di fare la modella o / fotomodella come gira. Sì. Però il mio sogno più grande, la modella per Victoria's Secret. Perché a me affascinano tutti quegli show che fanno loro ogni anno, quindi quello è il mio sogno più grande. Effettivamente sì. Cara Vittoria, se ci stai ascoltando, perché no?
anche siamo qui apposta per raccontare i sogni e non si sa mai che chi ci ascolta dall'altra parte magari potrebbe anche realizzarli, chi lo sa. Sì. Mai dire mai, comunque mai dire mai appunto nella vita, che poi a differenza, no, tra fare modella e fotomodella, perché anche il discorso fotografico, quindi imparare tutte le pose, tutto un gioco di luci, e anche lì si perdono tante ore per poter fare un servizio fotografico, poi vengono scattate tantissime foto e quelle poi buone sono sempre una parte, insomma è un lavoro fatto anch'io, guarda che ho fatto anch'io, io lo faccio tuttora, fotografo dunque. Tu sì, no, io l'ho fatto per un artista, qualcosa ne so, per un artista. Allora, visto che è stata modella per un artista, vedi, anche questo succede nella vita. Allora, beata te. Sì. Allora, sono già le 19:50 minuti, mamma mia, non mi sono neanche resa conto che praticamente sono passati 20 minuti. C'è un messaggio particolare che vorreste lasciare a chi magari comincia a intraprendere questo mondo della moda? Vediamo, partiamo da Matilde. Allora, il consiglio che do sempre è divertirsi, non pensare al risultato, ma andare senza pensare comunque al dopo, ma il mentre, questo mi piace molto, questa parola, no? Il pensare il mentre, quindi alla contemporaneità, al momento, al cogliere l'attimo, il carpe diem. Vedi che qua siamo filosofici stasera, latinisti. Passiamo a un'altra, dai, se no sì, Beatrice. Ci rubiamo tutto il tempo qui. Di non arrendersi, che comunque se qualcuno ha un obiettivo o comunque si mette una sfida in testa, di non arrendersi al primo ostacolo che si affronta, mai. L'ho fatto e mi sono pentita, quindi mi raccomando, andare via dritti e non guardare nessuno. Bravo. E di essere sempre se stessi, di mostrare sempre la propria luce interiore, che è quello che ci rende unici ed è quello che ci fa andare appunto avanti per non arrendersi. E Giulia? Io direi di cercare di magari fregarsene dei pareri delle altre persone, perché comunque il mondo della moda, per quanto può essere bello, è comunque un mondo difficile, diciamo, e magari c'è sempre qualcuno lì pronto a puntare il dito, a criticarti. È successo anche a me, e quello che dico io è non ascoltare i giudizi e essere sicure di se stesse. Sì, certo. Bisogna essere se stessi. Assolutamente, poi i giudizi sappiamo lasciano il tempo che trovano, l'importante è che se ci sono critiche che siano sempre costruttive. Esatto. E Sara? Allora, il mio consiglio potrà essere banale, però è quello in cui credo davvero, cioè di credere sempre in se stessi. Perché se tu vai fuori, sfili sulla passerella e credi in te stessa, automaticamente anche le persone da fuori ti vedono sicura di te stessa e quindi hai, diciamo, un fascino maggiore. Uno diventa anche modello, no? Per dire mi piacerebbe diventare così, cioè bello, questa mi piace molto, anche perché è giusto lasciare anche un bel messaggio, perché il nostro programma Il Bello delle Donne è fatto apposta per lasciare anche dei bei messaggi, soprattutto perché ognuna di voi siete bellissime con i vostri caratteri, con quelli che possono essere i difetti, con tutto, quindi ricordiamo soprattutto questo. E vediamo un'altra domanda: quale persona ha illuminato, comunque vi ha accompagnato in questo vostro percorso, e che cosa avete tratto dall'insegnamento, insomma, di questa persona, che potrebbe essere un amico o un genitore? Ditemi voi. E partiamo invece questa volta da Sara. Allora, la persona che mi ha spinto di più a fare queste cose è la mia mamma. Che anche lei da giovane ha fatto dei concorsi e lei ha il sogno per me che io diventi fotomodella. Lei ha questo sogno, mi dice sempre vai. E quindi sì, lei è quella che mi ha spinto. Poi ovviamente anche la mia migliore amica mi sostiene sempre, mi dice non scoraggiarti, vai avanti, fregatene di tutti. E quindi sì, queste due persone. E poi la nonna che... Anche lei ha fatto i concorsi? No, la nonna quando era in vita mi ha sempre detto: tu sei portata per fare queste cose. E quando lei se n'è andata l'anno scorso, l'8 giugno,
io mi sono lanciata in questa cosa, l'ho fatto un pochino per lei. Vedi, per renderla oggi fiera. siamo il 9 di giugno Sì, e era È proprio un anno passato. Sì. come vedi come le cose ritornano, e poi soprattutto ricordiamo il grande valore che hanno i nonni, assolutamente. Giulia? Anche per me, mia mamma che mi ha fatto iniziare lei, mi ha detto dai guarda prova, buttati, mi ha sempre accompagnata, e anche mia nonna perché lei mi dice sempre dai vai che mi piace venire a vederti e queste cose qua, quindi sì, loro due. Bene, molto Beatrice? bene. Io non è una persona, è proprio la famiglia che mi hanno sempre sostenuto in tutto quello. Ma la decisione è stata tua La o decisione è stata mia. Personale. Nessuno mi ha consigliato vai, buttati, farlo. Tu hai deciso di Io ho intraprendere questo deciso di percorso? Sì, perché io all'inizio non ero sicura di me stessa Mhm. e nel momento in cui ho detto mi piaccio, voglio fare quella cosa che ho sempre voluto provare, fare almeno una volta nella vita, e mi hanno sostenuta, mi hanno detto vuoi farlo? Noi ti accompagniamo, ti sosteniamo e qualsiasi cosa che vuoi, cioè che ti piace, che vuoi fare, noi siamo qua. Bene. Bello, molto 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 bello. Matilde? Allora anche per me è stata una decisione mia comunque partecipare ai concorsi, però quella che mi è stata più vicina è stata mia mamma, perché Le mio mamme. papà sarebbe contro queste cose. Oh. Ma a volte no, sono più le mamme che, perché ci confidiamo magari di più, passiamo più tempo insieme, loro conoscono, no, tutte le nostre gioie, magari i nostri dolori, e quindi è ovvio che le mamme sono sempre quelle che ci sostengono, soprattutto in E i papà hanno sempre questi giudizi un po' particolari. Sì, no? ma Perché poi magari in realtà lo dicono. Vedono delle cose che sembra tutto un'erba un fascio. Sì, no? poi lo dicono, ma in realtà sono anche loro i primi, ricordiamo, Esatto. anche a sostenere questo, no? Perché magari non lo fanno vedere, ma ci sono sempre Il bello presenti. è che quando poi raggiungono un certo livello, ma sai mia figlia questa. È vero, Se ne vantano, no? Sì, comunque ricordiamo anche appunto il ruolo dei papà sempre Certo. comunque presenti. Sono le Salutiamo tutti i 19 papà. e 56, quindi siamo arrivati praticamente alla conclusione di questa nostra prima Certo. parte, e io intanto ringrazio queste 4 meraviglie, perché devo dire proprio Meravigliosa creatura. meravigliosa. Come diceva la Gianna. Sì, io non canto bene, purtroppo sono stonata. Neanch'io. Ma hai fatto karaoke? No. Però è vero, lo sono delle meravigliose Sì. creature, quindi intanto ringraziamo Matilde, Sara, Beatrice e Giulia, che aspettiamo nuovamente qui nei nostri studi, perché ci racconteranno tante altre cose belle E sicuramente. tanti auguri per le prossime avventure. Per le che prossime sfilate. Speriamo che Grazie vi mille. porti dove volete. E soprattutto, come ci insegna, va dove ti porta il cuore. Questo è quello che vi auguro. Va dove ti porta Victoria's Secret. No, lasciamo va dove ti porta Va il bene, cuore. intanto concludiamo la prima questa parte. prima parte, Ci vediamo fra 5 minuti. Sì, lasciamo spazio quindi alla musica, faremo quindi il nostro cambio e ci vediamo tra pochissimo, sempre qui su DJ Channel TV. Grazie con il bello ragazze, delle donne. alla prossima. Ciao Grazie a voi. ragazze. Ciao, Grazie. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fais bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente?
Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, Lego.
Ed eccoci nuovamente in diretta, caro Luca, con il bello delle donne. Sì, siamo ritornati. Abbiamo fatto quindi un cambio e abbiamo delle nuove ragazze qui davanti a noi. Una così. Diciamo che abbiamo due nuove ragazze e una che è rimasta in nostra compagnia. Intanto ci tiene compagnia. Sì, perché ha detto che aveva ancora cose da raccontarci. Ma Sì, perché mi stavo divertendo. Ti stavi divertendo. Allora, intanto abbiamo Samira e Madalina qui con noi, oltre a Sara che continua insomma a restare qui con noi. Sei affezionata a Sono noi. affezionata. Buonasera ragazze. Buonasera. Partiamo con Samira. Facciamo Samira. Vai, Ok. presentati. Buonasera, mi chiamo Samira, ho 14 anni e vengo da Zelarino. Zelarino. Cioè, Beh, qua dai, vicino. Dai. Sì, qua vicino. Sì. Poi cosa fai? Fai a scuola? Sì. Lavori? Non lo so. No, dimmi. faccio scuola, ho finito la scuola media, Sì? adesso domani ho esame. Sì, certo. Facciamo questo. Domani? Sì, perché anche mio figlio ha l'esame. Matematica magari domani. Italiano. Ah, italiano, invece mio figlio è Tema. matematica, ecco. Come vai in italiano? Così. Sì, dai. così. Fa sempre un po' paura il tema di italiano, Basta avere un po' di fantasia. Non lo dire a me. Basta avere un po' di fantasia e Io tutto arriva. quando ho fatto l'esame parlavo in tedesco, non so. Vabbè, comunque dai, siamo ormai alla fine anche di questo percorso scolastico, ormai manca poco, quindi ti puoi passare l'estate tranquilla in attesa di settembre. Sì. Hai già deciso cosa vorresti fare a settembre? Sì, vado al liceo linguistico, faccio cinese, spagnolo e inglese. Wow, insomma cinese è bello tosto, Brava. Brava. Madalina? Io mi chiamo Madalina, ho 14 anni e vivo a Marghera. Quindi giochiamo anche qua in casa. Casa tua? Mia, sì. Da me non c'è nessuno, non lo so. Vedi, due addirittura. Due. Bene. Ho finito il primo anno di superiori a Venezia, all'Algarotti, L'Algarotti, sì. e economia, finanza e marketing. Anche quello bello impegnativo, direi, no? Quindi l'estate ti tocca studiare. Pronta per il secondo anno? Sì. Vi hanno già dato i compiti magari? Immagino. Bene, e Sara non chiedo niente. Lei... Volevi dire qualcosa? Lei sorride perché è felice di stare qui con noi. Sì. Volevi dire qualcos'altro? No. Semmai quello che faccio di lavoro. Va bene. Perché lavori anche? Sì, non lavoro. lo sapevo. Avendo 21 anni ormai la scuola per me è finita. Che ne so, io non te l'ho chiesto prima comunque. Io mi prego. occupo di e-commerce. E-commerce. Del sito del negozio per cui lavoro. Cioè di ok. scarpe, borse, Sì. vestiti. Ok. Bene. Beh, anche qui, insomma. Sei già nel campo, no? Esatto. Nel campo del commercio. Bene, allora intanto partiamo quindi da Madalina questa volta e poi Samira. Vediamo un attimo le vostre fasce. Allora, Madalina, la tua fascia. Allora, la mia fascia è la fascia speciale e sono Miss Fashion Food. Ah, ok. Si mangia bene qua? Si Al mangia. fashion food? Si mangia molto bene. E invece Samira? Ho la fascia Miss Comune di Salzano. Hai capito. Hai capito. E partiamo quindi appunto con le sfilate. Cosa vi ha colpito di più di questa serata, insomma, che avete fatto, della serata, o gli abiti che avete indossato, cioè quel particolare che vi ha reso più felici, che vi ha fatto sentire bene? Allora, Poi vai pure tu, Samira. era il mio primo concorso Mhm. e ero molto agitata, ma comunque mi sono trovata bene con le ragazze perché ho fatto nuove amicizie. Però dai, comunque è bello perché fare nuove amicizie, come dicevamo anche prima, è molto importante, e soprattutto ringraziamo quindi Manola perché in tutti i suoi eventi, in tutte queste serate, si è creato un bel gruppo anche di amiche dietro le quinte e non solo dietro le quinte, quindi questo dobbiamo anche ricordarlo. Quindi grazie Manola veramente per questa bellissima cosa. Madalina? È stato anche il mio primo concorso, prima sfilata con Miss Aurora e ero molto agitata anche io.
non sapevo come sarebbe stato, essendo la prima volta, comunque è andata bene. Sei stata contenta, insomma, un po' di agitazione ovviamente c'era, perché sicuramente, come si dice, tremavano le gambe, no? Però si cerca sempre di non farlo vedere ai nostri giudici. Bene, allora intanto, dato che Stefano ci inquadra le nostre ragazze, volevo far vedere anche il gioiello che portano sul loro capo, questa coroncina con questo pendente, uno giallo e uno verde, che ricordiamo sono gioielli poi realizzati anche in vetro di Murano esplicitamente proprio per queste selezioni, per queste serate dai nostri maestri muranesi. E se noti, Luca, sì? C'è questo verde e questo giallo che dialogano bene con i loro occhi. Hai visto che è pazzesco? Sì. Sembra fatto apposta, sembra che il colore, no, ci richiama. A proposito di colore, che colore ti piace? Bianco. Il bianco. Perché il bianco? È un colore neutro. Perché il colore è molto pulito, molto elegante. Sì? E mi piace molto. Ti piace quello? Però ricordati che è anche la somma di tutti i colori, il bianco. Sì, lo so. Maddalena? Il mio è l'azzurro. È molto vivace, comunque mi rappresenta come persona. Azzurro smeraldo tipo? Azzurro Cielo. Azzurro cielo. Te, Sara? Il turchese. Il turchese. È stato uno dei colori poi anche di moda fino insomma a poco tempo fa. Poi mi viene in mente tante cose con il color cielo, sì, anche dei libri, vabbè, ma non entro nel merito, mi avete illuminata, insomma, È brutto quando ti illuminiamo, Sì, perché non so dove vai a parare. Brutta cosa, infatti, è vero, perché mi vengono fuori tante idee. Però passando diciamo un po' alle domande che avevamo fatto prima anche alle altre ragazze. Sì. Parlavamo di fiori, no? Sì. Ti piacciono i fiori? Dipende quali. A Sara non glielo chiedo neanche più. Io te l'ho detto che fiore mi piace. Sì, lo so. Quale? Non te lo dico. Sto zitta. Dico? No, non te lo dico. Oh, Voglio sentire invece quello di Samira e Maddalena. Ecco, qual è il fiore che più vi piace, che può rappresentarvi? Se c'è un fiore, perché potrebbe essere anche una pianta, non è detto che sia per forza un fiore. Bucaneve. Il bucaneve, ecco perché è legato anche al discorso del bianco. Sì. Molto delicato anche il bucaneve, è una storia bellissima il bucaneve. Non so se nel corso delle nostre puntate abbiamo avuto qualcuna che ha detto il bianco. Penso sia la prima. Forse guarda, devo riguardarmele, non ti dico di no. Credo sia la prima che ha detto il bianco. Tutte hanno detto il rosso, rosa. Anche colori. Il nero comunque. Sì, anche il nero. Però il bianco credo sia la prima volta. Però lo diremo ai nostri telespettatori, insomma, nella prossima magari puntata, perché no? Maddalena? Potrebbe essere banale, però anche a me piacciono tanto le rose. Ma non è nulla di banale, assolutamente. Con le spine o senza? Con le spine? Guarda che fanno male, Perché magari, non so, rappresenta, se qualcuno mi può far male, rispondo. Sai rispondere per le rime anche con le spine. Interessante. Bella questa. Interessante. Vedi che le spine contano qualcosa. Hanno un suo perché. Sei spinoso? No, assolutamente. Io no. sì. C'ho le puntine io. Io sono spinosa. Ti conosco. È vero. Ecco, raccontateci un attimino anche chi vi ha, diciamo, supportato, aiutato in questo percorso che può essere la mamma, il papà. Io farei un un'altra amico. domanda. Chi vi ha introdotto a questo mondo? Chi vi ha spinto a fare questo percorso di fotomodella? Vediamo. Scusa, fotomodella, vabbè. Sì, modella o comunque Modella, chi scusami, può essere che ne so, ho sbagliato la parola, modella, prego. La mamma, il papà o l'amica o il fratello o sorella o anche se stessa, perché no? Me stessa. Quindi è proprio una cosa partita da te. Perché da piccola guardavo tanti video delle modelle. E se conoscete Adriana Lima, che è una modella famosissima, bellissima, ho detto, voglio diventare come lei.
Allora, quando ho trovato il caso di andare da Miss Aurora, adesso... Ma come sei venuta a conoscenza di Miss Aurora? Perché una volta per strada ho trovato la Manola. Sì? E mi ha dato il... Come, la conoscevi? No, è venuta da me e mi ha detto: vuoi che ti do il nostro Instagram? Mi ricordo d'estate era un anno fa. Sì? Mi ha dato l'Instagram di Miss Aurora e così. E così ti sei iscritta? Sì. Bene. Molto, molto interessante. E te, Maddalena? Allora, sono venuta a conoscenza di Miss Aurora sui social, anche perché altri ragazzi ho visto che hanno partecipato e mi interessava molto. Mi sono iscritta io e poi quando l'ho detto ai miei genitori erano felicissimi, perché anche quando ero piccola loro mi iscrivevano tipo a shooting di bambini piccoli e ho fatto anche la modella per Cisalfa. Ah, ok. Quindi insomma già qualche esperienza insomma nel campo c'era. Molto bene. Sara, hai voglia di dire, di interagire anche te? Interagire su questa domanda? In realtà una mia amica che è la parrucchiera appunto della Manola mi ha detto: guarda, c'è questa agenzia che fa concorsi. Io ne avevo già fatti e ho detto perfetto, mi butto. Proviamo. Bene. Questa è una bella cosa. Allora diciamo che possiamo passare magari un piccolo break musicale. Se vuoi, sì, certo che sì. Così ci riprendiamo un attimo. Quindi ritorniamo veramente tra pochissimi minuti con il bello delle donne. Just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, mama, and I know inside you care. So get down here beside me. Oh, you ain't going nowhere. No, I won't hurt you, mama.
siamo ritornati nuovamente in diretta, caro Luca. Sì. Abbiamo veramente ascoltato i racconti di queste nostre ragazze. Nel frattempo io e te dietro le quinte siamo andati così a guardare delle cosucce molto interessanti. Sì. Riguardava cosa? Il cerchietto che loro stanno portando. Sì, perché Luca aveva un vago ricordo, no? E effettivamente poi mi è subito balzato così all'occhio il ricordo di queste corone indossate dalle principesse o comunque dagli elfi. Soprattutto ricordiamo anche, come nel caso del Signore degli Anelli, che è a parte i libri, uno dei libri più conosciuti, ma anche il film che racconta poi tutta questa saga del Signore degli Anelli, dove appunto gli elfi indossano queste corone, ma in maniera un po' differente, però sempre con dei pendenti. Quindi c'è questa aurea anche legata, no, alle fate, agli elfi, a questo Credo mondo che sia fantastico. Anche, forse nel mondo indiano, nell'India forse. Sia un po' diverso, sì, perché non è proprio una corona fatta in questo modo, ma è un copricapo che parte lungo tutta la parte orizzontale per scendere qui, che se vogliamo entrare anche dal punto di vista filosofico, no, c'è la rappresentazione del terzo occhio. Sì. Quindi l'aspetto della nostra anima, l'aspetto interiore, e qui abbiamo questa luce interiore che appare con questo verde, con questo giallo delle nostre ragazze. Lo sapevate voi? Ecco, avete scoperto stasera, va bene? Il terzo occhio. Sì, è la parte più intima di noi, stessi. Certo. Altra cosa interessante, Luca, che dicevi prima, il grande batterista che abbiamo ascoltato Phil Collins, poco fa, e mi è venuto in mente di chiedere alle nostre ragazze se c'è un genere musicale o una musica che più vi piace. Ecco, questo non l'abbiamo chiesto prima. No, mi è venuto in mente così, all'ultimo minuto. Andiamo con Samira. Samira, che musica ti piace? Mi piace L'hip hop, il trap, no? Mi piacciono diverse musiche, anche ascolto il rock, il pop, tutte quante. Non ho una canzone preferita. Ah, ok. Anche la classica ti piace? Tutte. Buon gustaia. La possiamo assumere? Sì, assolutamente. È bello perché così è anche un modo di vedere, no, la musica a 360 gradi, certo, e capire che effettivamente tutte le parti musicali sono belle. Poi c'è una cosa che può piacere più o meno, però conoscerle tutte è, secondo me, significativo. Maddalena? Anche a me piacciono tantissimo, sono tanto amante della musica, piacciono tutti i generi anche a me, e ho suonato anche il pianoforte per 8 anni. E alle medie ho fatto l'indirizzo musicale e ho suonato le percussioni. Addirittura. È anche quello difficilino, percussioni, il ritmo. La mia preferita era la batteria tantissimo, mi piaceva, comunque riuscivo ad esprimermi bene con lei ogni volta ai concerti, mi sentivo bene a suonarla. Quindi ti vedo come batterista, sì, lo vedo, sì. Appunto, ne abbiamo parlato prima. Conoscevi Phil Collins, sì? Sì, l'ho già sentito. L'hai già sentito? Sara? Allora, ogni tanto entra Sara. Io compaio. A me piace molto la musica in tutte le sue sfaccettature, però se devo avere una preferenza, reggaeton. Strano. Non l'avresti detto? No, non l'avrei mai detto. Anche trap. Sì, non l'avrei mai detto. Quando ho i miei momenti un po' giù, anche la musica indie. Indie. Hai capito? Tipo Coez, Fra Quintale. Sì. Però mi piacciono tantissimo. Infatti il 10 luglio ho il concerto di Fra Quintale. Ecco, quindi cioè proprio manca pochissimo, un mese. Questo sì, direi. Abbiamo altre domande? Allora, sì, avrei qualcosina. Tu hai qualcosa in mente? No, prego. No, volevo parlare appunto di secondo voi che cosa può significare veramente bellezza? È solo quello che vediamo fuori? È qualcosa di interiore? Che cosa ne pensate? Facciamo con Maddalena prima? Bellezza, come vediamo una persona, diciamo il suo carattere, non solo l'estetica. Ovviamente c'entra anche l'estetica. Certo.
Però anche il fatto di come si comporta una persona magari in pubblico con te, la sua, diciamo, aura, la sua... È quello che sprigiona, il colore che sprigiona, Laura, no? Esatto, quello che fa sentire gli altri, magari sei una persona molto solare e appena entri nella stanza si fanno tutti felici. Bello, mi piace. Anche perché all'apparenza non puoi giudicare. No. Esatto. La persona va conosciuta e poi si giudica, si Esatto. potrebbe giudicare, diciamo. Esatto. Samira? Allora, secondo me la persona è bella quando è intelligente. Quando è intelligente è cosa dentro. Perché, cioè, non solo dall'estetica, come ha detto la Maddalena, allora... No, ma è vero, mi piace molto anche il fatto appunto che sia legato anche al discorso dell'intelligenza, perché è quello che a volte basta anche cominciare un discorso, parlare con una persona e la vedi più bella di quel che è, proprio per il suo modo magari di esprimersi, il suo modo di essere. Io credo che questa sia una cosa molto importante. Certo che sì. Assolutamente. Che ore sono 20? E adesso la guarda la Sara perché anche lei voleva dire qualcosa. Dai. Allora, secondo me la vera bellezza sta nella purezza di una persona. Quando una persona è pura, lì sta la vera bellezza, perché al giorno d'oggi ormai ci sono tantissime persone che si credono, non si credono, però comunque fingono di essere chi non sono veramente. Quindi trovare una persona pura è difficile. tanta roba, sì. Ma voi ragazzi come li classificate, come li vedete? Ragazzi? Sì, ragazzi. Ce l'hai il moroso? Sì. Ok. Sì. E come l'hai conosciuto? Cioè, che impressione ti ha dato? Ma caratterialmente? Sì, no, cioè a te questa persona ti è piaciuta sicuramente, no? Sì. Dall'aspetto o... Perché mi faceva sentire genuina, cioè proprio era una cosa leggera, non era una di quelle relazioni pesanti, era una cosa leggera. Bene. Vedi che non ha contato l'apparenza, ma la persona. No, io guardo per il 50% apparenza e 50% carattere. Bene, molto bene. Adesso sì, scusami. No, vai, prego. Volevo chiedere anche loro, Certo. avete il moroso? No, nessuno. No. Perfetto. No, escludiamola. No, volevo solo dire due cosucce tecniche, Prego. perché dopo di noi alle ore 21 va in onda Rock on the Box con Robbie Tyler, Sì. mentre alle 22:30 andrà in onda invece Vinili in doppio petto con DJ G. Quindi DJ mi G. raccomando, dovete rimanere collegati con noi su DJ Channel TV. Vi ricordo di scaricare la nostra app o guardarci anche dalle smart TV, sempre scaricando l'app, e potete quindi seguirci fino quasi a tarda notte. A tarda notte con la musica selezionata. Con musica assolutamente selezionata. Allora, caro Luca, siamo arrivati al praticamente termine. alla fine anche Certo. di questa nostra puntata del Bello delle Donne. Ci rivedremo nel mese di luglio con altre ragazze, sempre Il del concorso 22 mi sembra. No, mi pare che sia un po' più tardi, ma devo guardare la data, Va bene. perché questa volta sono io che non ho memoria di date, lo ammetto. Salutiamo quindi il nostro Stefano, grazie per Grazie, Stefano. la regia. Salutiamo quindi le nostre ragazze Samira, Maddalena, che sono state qui nella seconda parte della puntata. Ringraziamo La anche Sara, Sara che si è trattenuta, fermata sì. con noi, e ringraziamo anche le altre che hanno partecipato, quindi Matilde, Beatrice e Giulia, che erano con noi nella prima parte della puntata. Salutiamo tantissimo anche la nostra Manola Tabacco, che ricordiamo il suo evento Miss Aurora, che non finisce qui, perché ci sono tante altre novità che ci attenderanno poi fino a settembre, caro Luca. Certo che sì. Salutiamo tutti e niente, finiamo qua. Certamente. È stato bellissimo, grazie ragazze. Grazie a Tanti voi. auguri di nuovo. Grazie ancora, vi aspettiamo nuovamente, e noi quindi salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito in questa serata. Buona serata a tutti, ciao, alla arrivederci. prossima. Ciao. Wake up.
just can't